Non ho mai capito cos'è un Rastaman. L'ho sentito dire al mio amico Mario, ma non l'ho trovato sul mio dizionario. E non ho mai capito cos'è un Rastaman. Forse un tipo che ama le piante, forse sono io che son troppo ignorante. Da mia madre mi sono recato e anche a lei gliel'ho domandato. Gli ho detto: mamma, tu sai cos'è? Una cosa che si chiama Rastaman. Mia madre mi ha detto che anche noi ce l'abbiamo su tutti i balconi e pure accanto al divano. Ma quando mi ha detto che le innaffiava, allora ho pensato che si sbagliava. E non ho mai capito cos'è un Rastaman. Allora, per saperne di più, ho acceso la mia TV, così ho scoperto che un Rastaman è un supereroe. Perché c'è Superman, Spider-Man, Batman, Flashman, Darkman e anche Rastaman. Tutti i supereroi diventano supereroi perché? O per culo o per un motivo ben preciso. Per esempio Spider-Man, lui è diventato un supereroe perché è stato mosso da un ragno geneticamente modificato. Invece di venirgli, non lo so, il bozzo, la freva l'indomani mattino, no, si sveglia, pettorali scolpiti, spara in ragnatele e pusa, si arrampica nei muri, combatte le forze del male. Ma finisce di fare così, va. Poi Darkman è stato coinvolto in un'esplosione atomica nel proprio laboratorio di chimica, non lo so, cacumenato. Comunque, invece di morire carbonizzato come tutte le persone normali, non lo so, avere quantomeno dei figli malformati, niente, si mette sta benda ridicola sulla faccia e la notte esce a combattere le forze del male. Poi c'è Flash, ma com'è? Dai, stavo là, Susciti! L'uomo più veloce del mondo, tempo che ti arriva a insegnare la cervietta a passare una umana. Flash è stato colpito da un fulmine. Invece di morire carbonizzato come tutte le persone normali, invece diventa super veloce. Tu viri che culo, va. Vabbè, va dinti. E poi c'è Batman, lui un po' triste la sua storia perché da piccolo gli hanno ucciso i genitori. Allora lui si è rintanato nella fognatura a vivere con i pipistrelli. E si vede che poverino, cioè, questo trauma dei genitori un po' l'ha distrutto, perché non lo so, io mi sceglievo un animale bello per fare il supereroe. Questa c'ha zebra, giraffa man, leone man, non lo so, ma c'è proprio la taddarica schifio, ma a fare scandare così, a quella che a fare scandare. Ma no. Invece Rastaman, anche lui ha la sua storia. Lui ha una storia molto particolare. Una pianta radioattiva lui si è fumato e subito dopo si è trasformato. E anche se la sua tuta tricolore può sembrare banale, combatte lo stesso contro le forze del male. E non ho mai capito cos'è un Rastafari. Forse un tipo assai strano che amerà le piante in un futuro lontano.
Ah. Ma fare però l'ho accomodato. I funghi. Ma il sindacato dice. Il sindacato nei supereroi. Avevano chiamato 5 volte. Cioè, tu mi stavi facendo? Era in ferie lui. Cioè, qua ci dobbiamo organizzare. Chiedi dobbiamo turno fare il tu- fine. Niente, ma fare però. Ma tu ma quella la piatta?